Longarone vuole dare un grande contributo a questa importantissima candidatura. Noi siamo felicissimi di avere ospitato questo evento dove si sono incontrati tutti gli attori determinanti per decidere appunto la vittoria della Regione Veneto su una candidatura così importante come è quella di essere considerata Regione Europea dello Sport. È una candidatura importante perché ha degli aspetti promozionali importanti, ma ha degli aspetti anche relazionali per essere una regione al centro del mondo dello sport in tutta Europa a livello internazionale, ma anche dal punto di vista dei finanziamenti, perché ovviamente si è in modo migliore riconosciuti per poter ambire ad alcune progettualità su bandi europei molto interessanti. Quindi sicuramente è un evento importantissimo perché può essere prodromico e la base di un futuro molto interessante in un ambito quale? Quello dello sport, che è collegato al settore del turismo, che è collegato quindi al settore delle imprese, che quindi è collegato al settore della crescita economica. Il turismo, come dicevano i relatori, è anche qualche cosa che crea economia, e in un mondo come quello di montagna, dove abbiamo la possibilità di fare tantissimo sport, tanto sport d'estate, d'inverno, primavera, autunno, abbiamo però anche la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, e siccome abbiamo un spopolamento che è noto a tutti, ecco quindi il collegamento nell'ambito di Fiera di Longarone, che è una fiera che si occupa di imprese, i nostri soci sono le associazioni di categoria degli imprenditori, ecco quindi l'occasione per ricordare quanto importante è il turismo, lo sport, la vita all'aria aperta, l'ambiente per il benessere, ma anche per la creazione, ripeto, di posti di lavoro.